E bella a tutti ragazzi, benvenuti qui su YouTube TV. Io sono come sempre FCB e finalmente siamo tornati con un nuovo videocommento slash parodia neomelodico. Però aspettate un attimo, prima di iniziare col video volevo un attimo fare un breve spazio pubblicitario, o meglio, una breve sponsorizzazione. Guardate un po' di che canale sto parlando. Ciao amici, oggi voglio raccontarvi la leggenda più famosa di Halloween, la storia di Jack Lantern. Un fabbro irlandese di nome Jack, ubriacone e taccagno, incontrò la notte di Halloween il diavolo in un pub. Stava per cadere nelle sue mani quando riuscì ad imbrogliarlo, facendogli credere che gli avrebbe venduto la sua anima in cambio di un'ultima bevuta. Bene, eccoci tornati. Allora, siamo pronti per cominciare questo videocommento, ragazzi. Vi assicuro che siamo in una fase trash di questa serie. Cioè, veramente, dimenticate Daniele De Martino, dimenticate Daniele Marino. Vabbè, in questa canzone c'è Nico Pandetta, quindi avete già capito tutto, però davvero ha superato ogni limite. E questa canzone allo stesso, allora, fa ridere, ma allo stesso tempo la voglio come suoneria del cellulare, o almeno il ritornello, perché è un qualcosa di assurdo. Però non perdiamo tempo e partiamo con il video. Volevo parlarti, mi piace assai una guaglione, è tua sorella. Allora, e fin qui ci può anche stare. Ciao, volevo parlarti. Mi piace tanto una ragazza e tua sorella. Ok, ci può stare, però magari la prossima volta, se glielo dici con un po' più di calma, cioè girandoci un po' attorno, no, ma a te è proprio diretto. Ciao, volevo parlarti, mi piace una ragazza e tua sorella, però. Proprio di questo non posso fare, è una cotta ma ti passerà, devo dire te no, a tua mamma, sta insieme a me. No, non si è bloccata la webcam, tranquilli. Sono io che sono senza parole. Cioè, la schiettezza di questo video è un qualcosa di veramente assurdo. Allora, riassumiamo cosa è successo. Matteo va da Nico e gli dice: guarda, mi sono innamorato di una ragazza, mi piace tanto, però è tua sorella. Nico gli dice: no, questo non va bene. Tanto tranquillo, è solo una cotta, ti passerà. Però ti devo dire una cosa: tua mamma sta insieme a me. Ma girarci attorno al discorso, andare un po' con calma, cioè, poi chiedono perché i bambini hanno i traumi infantili. Ci credo, arriva Nico Pandetta e ti dice: no, tua mamma sta con me. Quando Matteo è innamorato della sorella di Nico, che no, va bene, no. Mi piace tua sorella, lo giuro è troppo bella, ma non pensavo che voleva mamma. È tutto così strano, papà io non ti chiamo, ma come capita che non posso accettare. Allora, siamo davanti al tormentore. Vi dicevo io che lo volevo come suoneria del cellulare. Ditemi se proprio non rimane in testa. Allora, però cosa gli dice praticamente? Allora, Matteo cioè, è lì, gli dice: allora, a me piace tua sorella, ti giuro è troppo bella, però non me l'aspettavo che a te piaceva mia mamma. Cioè, siamo amici, come può piacerti mia mamma? E dice che tutto questo non lo puoi accettare. Però Nico deve accettare che a lui piace sua sorella, che forse come cosa è anche più probabile. Però che Nico stia con la mamma di Matteo, questo non va bene. Matteo, ti capisco, tranquillo. Guarda, ti consiglio di andare, di prenotare già lo psicologo perché... Ah, tra l'altro dice, sembra davvero tutto strano, papà, io non ti chiamo. E del resto, anch'io avevo paura a chiamare Nico Pandetta papà, quindi tranquillo, sono con te. È nato all'improvviso, vedendo questo viso, mi sono innamorato, io ce posso fare. È giovane e sensuale, che veramente il cuore, a vita che sta non può cagnare. Allora, risposta di Nico Pandetta: è nato all'improvviso guardando quel suo viso, il giovane sensuale.
Però vabbè, comunque in poche parole sta cercando di giustificarsi sul fatto che si sia innamorato perché la mamma di Matteo, secondo lui, è una vera gnocca. Però è sempre la mamma del tuo amico? E nel caso di Matteo è sempre la sorella del tuo amico, quindi boh. Qui veramente Beautiful gli fa un baffo, ragazzi. No, 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 ma che tieni in la mente? Che merda! Io sono un uomo maturo. Ma che sta dicendo? Non ci credo a questa storia, no, non può essere. Va bene tutto, ma anche la mamma. È l'amico di tuo figlio, cavolo, è l'amico di tuo figlio. Come fai a stare insieme a lui? Tu sei ancora un guaglione. Il amore non conta l'età, tutto che se non si può spiegare. Tu sei ancora una creatura e non ti posso dire. Che bella cosa la coerenza. Tranne in questo caso che coerenza non ce n'è. Allora, Matteo gli dice: tu sei ancora un ragazzo? Perché devi stare con mia mamma? Che ok, sarà pure una miffona, però tu sei un ragazzo. E Nico gli risponde che in amore non c'è n'età, quindi ok. Però lui è ancora un bambino, quindi questa cosa non la può fare di stare con la sorella. La coerenza! Dov'è? Mi piace tua sorella, lo giuro è troppo bella, ma non pensavo che voleva mamma. È tutto così strano, papà io non ti chiamo, ma come capitate non lo posso accettare. È nato all'improvviso, vedendo questo viso, non sono innamorato, io ce posso fare. È giovane e sensuale, che veramente il cuore, a vita che sta non può cagnare. Mi raccomando, scaricate anche voi la nuova hit invernale, il nuovo tormentone di Natale di Nico, Pandetta e Matteo, Mi piace tua sorella. Dopo virgola e gattino, dopo la tombolona lì, c'è Nico, Pandetta e Matteo con Mi piace tua sorella. Fatta così. Allora ragazzi, che dire, anche per questo video commento slash parodia è tutto. Se siete sopravvissuti vi ricordo di lasciare like, iscrivervi al canale e condividerla con i vostri amici. E poi ci tenevo a ricordare come sempre che questi video non sono fatti per criticare il cantante, che lì è una cosa che va molto a gusti personali, ma è giusto per fare un po' di ironia, come faccio anche con Daniele De Martino, che è un cantante che mi piace, come faccio con Daniele Marino, come farò con tantissimi altri cantanti, ad esempio come ho fatto anche con Noemi Mesto, che ci ha fatto su dell'ironia. Quindi sia che il cantante mi piace, sia che il cantante non mi piace, cercherò sempre di ironizzarci su. Quindi il fatto che Nico Pandetta non sia il mio cantante preferito non va a influire sul video. È giusto per farci due risate insieme, perché comunque secondo me il bello del neomelodico è proprio questo, che è un genere musicale che nonostante i temi che tratta ci permette di ridere, e per questo motivo ho deciso di portare questo format, e anche per farvi conoscere un po' quella che è il genere musicale più famoso della mia terra. Detto questo, vi ricordo like, iscrizione e condivisione, soprattutto così farete ridere tanti vostri amici, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, aiuto!